pieno gastronomico, ai piedi del palco cucinavano e servivano da mangiare, proponevano i vini, quindi direi che già ne parlavamo un anno fa. Sì. Cosa è successo in un anno? Si pensa ai percorsi, come si pensa a svilupparli? Rilanciando ai ragionamenti fatti dai colleghi, noi sappiamo benissimo che questo è un territorio che ha un potenziale veramente molto elevato, perché il turismo vuol dire ambiente, vuol dire gastronomia, vuol dire cultura, vuol dire sport, cioè vuol dire tutte quelle cose che un ipotetico turista che venga da lontano, ma anche dalle regioni vicine, può fare sul territorio. Per cui noi abbiamo veramente un'offerta ampia, questo diciamo è la nostra forza. Noi abbiamo elaborato appunto questo piano strategico di cui si parla, che è questo documento qui di 300 pagine, ecco il tomo. La cosa interessante è che è stato elaborato con il contributo di tutti i soggetti del territorio, cioè non è stato fatto fare, cioè avrei potuto benissimo con un centro studi farlo fare, in realtà abbiamo fatto una serie di incontri coinvolgendo tutte le parti, le amministrazioni, le parti sociali del territorio e mettendo per esempio assieme proprio anche le spiagge con l'entroterra. Da questo documento, che si basa anche su una forte analisi, perché analisi vuol dire dati, ma vuol dire anche osservatorio su quello che succede in altri paesi, ma soprattutto anche osservare il comportamento del turista di oggi, perché noi è lui che ci poniamo. La cosa secondo me importante che sta succedendo è che c'è un attimino una svolta. Nel senso che per molto tempo le spiagge avevano un prodotto che poteva vivere da solo. Il turista faceva una settimana, 10 giorni al mare, scendeva sempre allo stesso posto, probabilmente anche sempre allo stesso albergo. Oggi invece, proprio per l'evento di internet a cui accennava il collega Argentini, con un click, molto rapidamente il turista può scegliere la propria vacanza, può fare dei paragoni veloci, confrontare i prezzi, l'offerta, l'ospitalità, per cui è diventato tutto molto più veloce e il turista si trova veramente molta offerta. Allora cosa sta succedendo? Oggi il turista è più esploratore, è curioso, le vacanze diventano più brevi e quando prenota nelle nostre spiagge comincia anche a chiedere: ma cosa posso fare? Ci sono delle escursioni da fare, cioè oltre al prodotto mare, cosa posso andare a vedere, cosa si mangia, cioè non c'è più il prodotto, la cucina internazionale, oggi anche loro cercano il prodotto tipico nei nostri ristoranti. Per cui diciamo che questa integrazione tra i territori, l'entroterra, può diventare secondo me un valore aggiunto, un'offerta importante anche per le spiagge e questo per non perdere la competitività, perché comunque altri territori questo lo stanno già facendo. Per cui è importante che avvenga questa sinergia da parte dell'entroterra. Penso molto che a favorirlo sia effettivamente anche questo rinnovo generazionale, perché ovviamente per chi ha lavorato per molti anni in un determinato modo a volte diventa difficile mentalmente cambiare. Per cui questa offerta secondo me nasce proprio dall'integrazione di questi due prodotti. C'è ancora molto da fare. Io immagino, se non lo so più che sia abitudine, ma penso che il cittadino portuguaro, se vado al mare, vado a Bibbione o forse più ancora, o a Jesolo o più da Bibbione. Mi domando quanti sono i turisti che arrivano a Bibbione, che non conoscono quanto è bella Portogallo, siamo qua, che trovano l'input per venire a vedere quanto è bella Portogallo. Questo credo che sia il problema. Per esempio, sappiamo che una buona parte del nostro turista proveniente dall'estero proviene dal nord Europa. Conosciamolo, è un turista a cui ama l'ambiente, piace molto andare in bicicletta, okay? È amante delle escursioni culturali e fluviali, cioè parliamo veramente di nicchie che provengono. Io non riesco a immaginare un tedesco che non conosce Portogallo, che sì, fosse portato qui, che non direbbe che bella che è. L'operazione che dobbiamo fare è riuscire a portare questo vuol dire proprio andare. Il lavoro infatti che dobbiamo fare, secondo me, è proprio quello di far conoscere di più questo nostro prodotto e dobbiamo farlo in maniera mirata, cioè ad ogni segmento turistico dobbiamo proprio andare a intercettare il suo mercato. Questo va fatto assolutamente assieme con il consorzio di promozione turistica che commercializzano, perché dobbiamo promuovere, però dobbiamo anche vendere il prodotto, per cui dobbiamo entrare sul mercato, altrimenti diciamo a finire che ci raccontiamo le cose qui ma non riusciamo a uscire oltre i confini. La regione diciamo per competenza
un'azienda si occupa della promozione all'estero, però io ho molta fiducia in tutto il lavoro che possono fare proprio le imprese, che come dicevo oggi con la nuova generazione cominciano ad avere una sensibilità a volte anche verso il marketing. L'importante è che però, ed è per questo che io continuo, anche per il ruolo che ha la provincia, a incontrare tutti assieme, a far sì che si cerchi di percorrere tutti lo stesso canale, in modo che la promozione diventi più incisiva. Perché se ognuno promuove semplicemente il proprio piccolo prodotto, poi rischia di disperdersi prima di arrivare, diciamo, alla destinazione.